Ben ritrovati dalla redazione. Auto in fiamme in via Grego vicino alle case dei Puffi a Borgo San Sergio. L'incendio è divampato nella serata di ieri, poco prima delle 20. I vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Muggia sono intervenuti per spegnere il rogo prima che potesse causare danni ulteriori. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di legge. Si indaga sulle cause, non ci sarebbe da stupirsi se si trattasse di un rogo doloso. Attorno alla casa dei Puffi, infatti, ci sono diverse carcasse di vetture vandalizzate e poi date alle fiamme. 1-0 per la polizia che l'altra notte ha colto con le mani nel sacco un ladro in via Fratelli Rosselli a Monfalcone. Lui, un cittadino di nazionalità rumena di 40 anni, avrebbe tanto voluto fare la spaccata, tentata per ben 2 volte, all'ex corner, memorabile baretto di biliardi per i figli della generazione X, ma la Iella l'ha perseguitato e così è finito denunciato a piede libero per tentato furto aggravato. Ai titolari, una famiglia cinese che da circa 10 anni gestisce il centralissimo Bar Victoria, così si chiama il locale, non è stato prelevato nulla nonostante la presenza all'interno dell'esercizio di slot machine e svariati gratta e vinci, oltre che di viveri e altri beni. La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta del vice governatore Mario Anzil, ha approvato il bando per la concessione di contributi per l'indizione di concorsi di idee o di progettazione finalizzati alla riqualificazione di aree circostanti e più impianti sportivi contigui. Lo stanziamento globale è di 200.000 euro con contributi che sono al massimo di 50.000 euro, pari al 50% del fabbisogno del finanziamento, con possibilità di cumulo di contributi pubblici e privati. A Gorizia l'assessore regionale al demanio Sebastiano Callari, intervenendo sul progetto di rigenerazione del parco Basaglia nell'ambito del convegno intitolato Territori e confini dell'invisibile, il verde terapeutico e la sua progettualità, l'assessore ha sottolineato quanto un intervento sia rilevante non solo per la restituzione di uno spazio urbano alla città, ma soprattutto dal punto di vista sanitario. Parco Basaglia, ha affermato l'esponente della giunta regionale, è stato a suo modo testimone, considerandolo come una realtà viva di una grande rivoluzione, quella che ha restituito dignità a persone un tempo considerate ai margini della società, confinate e dimenticate, che grazie alla cosiddetta rivoluzione basagliana sono tornate a essere riconosciute come individui, come persone. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Fino alla prima parte della mattinata, cielo in prevalenza nuvoloso con piogge possibili sparse, intermittenti, in genere deboli o moderate, quota neve a 1400-1700 metri, vento moderato dal nord-est, specie in quote sul Carso. Nel corso della mattinata tempo migliore con cielo da poco nuvoloso variabile, vento in calo e probabilità di precipitazioni piuttosto bassa. Per quanto riguarda le temperature minime, in pianura fra 7 e 10 gradi, sulla costa fra 9 e 12, le massime in pianura fra 17 e 20, sulla costa fra 15 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.